Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi venerdì 10 giugno. Con un giorno in anticipo rispetto alla data canonica si svolge oggi, a partire dalle ore 18, la celebrazione religiosa per la festa dei santi patroni Felice e Fortunato. Come da tradizione, la processione partirà da Piazza Vigo e si svolgerà lungo il Corso del Popolo per arrivare alla Chiesa del Duomo, dove il vescovo Giampaolo Dianin celebrerà la Santa Messa. Le bancarelle e la sagra si terranno in Corso del Popolo domani. Le forze sindacali, rappresentate da Patrizio Giorni, segretario nazionale FAI CISL, da Antonio Pucillo, capo dipartimento pesca della FLAI CGIL e da Enrica Mammucari, segretaria nazionale di Huila Pesca, si sono rivolte al ministro Orlando, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, evidenziando la necessità di un sostegno economico per i lavoratori del mondo della pesca e dell'intero comparto ittico. Mentre al mondo imprenditoriale sono arrivati i ristori economici per sanare parte delle perdite dovute alla crisi, ai lavoratori non è giunto nessun ristoro, ma il settore ha comunque visto crollare il proprio potere di acquisto senza avere alcun sostegno al reddito per far fronte alla perdita economica. La paga dei marinai, basata sulle quote, ha risentito comunque del maggior costo del carburante necessario per le uscite in mare. Vista la situazione di crisi persistente, i sindacati hanno chiesto al ministro un incontro da tenersi con urgenza per far fronte a questa situazione pesante per le marinerie. Se si digita su un qualsiasi motore di ricerca truffa dello specchietto, ci si rende conto di quanto questo tipo di reato sia diffusissimo in tutta Italia. Quasi sempre i più colpiti sono gli anziani. Ieri pomeriggio uno di questi malfattori ci ha provato con una signora ottantenne alla guida di un'automobile. Questa transitava per Viale Mediterraneo verso la spiaggia. Ad un tratto ha avvertito un leggero urto sulla carrozzeria della macchina e ha sentito chiamare. Ha preferito però proseguire fermandosi al primo posto più frequentato. Poco dopo un uomo è arrivato con accento meridionale, parlando con molta calma, mostrando uno specchietto rotto, indicava un segno sulla carrozzeria dell'auto della signora. Purtroppo per lui però ha incontrato una signora tosta e di carattere che, pur precisando che non capiva come poteva avergli rotto lo specchietto, era pronta a scambiarsi i dati per l'assistenza. L'uomo le ha proposto di venirle incontro, pattuendo un pagamento per il danno subito di 120 euro, dicendole che non le sarebbe convenuto agire tramite l'assicurazione, che le avrebbe aumentato il malus. Di fronte alla resistenza della signora irremovibile a sganciare, era arrivato perfino a scontare del 50% la valutazione dello specchietto rotto. Alla fine si è arreso e se n'è andato con le pive nel sacco.
Continuano le intemperanze di Marco Penzo Nanao. Anche questa mattina, molto presto, Rivavena, all'altezza di Calle Rugoli, era in subbuglio per le continue liti tra i due fratelli, liti già documentate altre volte con tanto di video autoprodotti e poi pubblicati sul web. Marco Penzo Nanao è in regime di sorveglianza speciale, non dovrebbe neppure uscire di casa senza avvisare la polizia, invece non solo esce tranquillamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, ma era alle 6 del mattino al bar a giocare alle macchinette proprio qualche giorno fa, imprecando e minacciando perché ovviamente stava perdendo, continuando però tranquillamente a terrorizzare le persone, in particolare gli anziani. Ad uno di questi molti mesi fa aveva rotto una costola. Nel pomeriggio di ieri, attorno alle ore 18, c'è stato un intervento di carabinieri e della polizia in ausilio, sempre a causa delle sue intemperanze dovute alle alterazioni per l'assunzione di droghe. Non sono noti gli sviluppi dell'ennesima segnalazione all'osservato speciale, ma possiamo confermare che è ancora a piede libero, speriamo ancora per poco. SD Auto. Aperta a tempo pieno tutte le sue attività di vendita nella sede di Borgo San Giovanni 1195 a Chioggia e in quella di via Emanuele Filiberto 27 ad Adria. Noleggio auto, officina, carrozzeria e centro revisioni. SD Auto vi aspetta. In Veneto, tra aprile e maggio, è stato approvato un piano antiviolenza sulle donne, dotandolo di un finanziamento di 3.300.000 euro, oltre a una rete di assistenza e difesa sparsa sul territorio. Come afferma il governatore del Veneto Luca Zaia, le donne vanno difese e deve nascere una cultura del rispetto alla donna, anche se sembra impossibile doverlo ribadire oggi. Si devono fornire alle donne vittime di violenza case sicure. L'assessore alla sanità ha spiegato come è articolato il piano e le numerose linee di intervento, anche se è sul piano culturale che si deve agire maggiormente a livello di prevenzione. Le donne vittime di violenza vanno allontanate dai luoghi dove questa viene esercitata e vanno rafforzati gli interventi di prevenzione, di assistenza e di sostegno, anche abitativo. Le donne vanno aiutate nei percorsi per uscire dalla violenza, reinserite nel mondo lavorativo. Tra i progetti alcuni sono rivolti anche a minori o a donne migranti o altri agli uomini che le maltrattano. Nel territorio sono presenti 90 strutture in aiuto alle donne che vanno dagli sportelli antiviolenza alle residenze protette. Sono 64 in Veneto i punti in cui le donne possono rivolgersi. Ci sono poi 28 case rifugio, 16 delle quali sono con indirizzo segreto, in una rete coordinata in cui convergono enti istituzionali come quelli locali, le prefetture, le forze dell'ordine, l'ufficio scolastico, l'ANCI, l'università, le istituzioni sanitarie e sociosanitarie e anche la Corte d'Appello. A Chioggia è presente un centro antiviolenza, mentre a Cavarzere è presente uno sportello. Pescheria Cam. Vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12:30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico e di importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam, con sede all'Isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi è la farmacia Star Pharma in via Madonna Marina, vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti!